di accessibilità in cui tu punti il dito e l'app ti parla, tipo tu punti il dito e ti viene detto qui c'è l'orologio, le lettere, no? Ma questo quando ne avrò più bisogno, e adesso mi fa paura imparare queste cose perché devo ancora accettare di diventare non vedente. Poi quando sono a letto e mi tolgo gli occhiali, qui inizia il problema serio, perché come vedete non mi metto, io se metto il telefono qui, ecco mi è arrivato un messaggio, metto il telefono qui a tipo una spanna e mezza, ecco qua già ho difficoltà. Io per scrivere un messaggio, tipo ad esempio vado su Instagram, vado a scrivere un messaggio, vedete che il telefono me lo metto qui, cioè io sono distratta e non vedo bene, nel senso ho la retina che ha molte problematiche, dopo 2 distacchi di retina, vedo molte ombre, molte cicatrici, non vedo bene le lettere e la maggior parte delle volte scrivo il messaggio con il registratore, la funzione vocale, quindi parlo e lui mi trascrive, al massimo correggo, o vado subito con il registratore vocale. Poi, come vedete, i miei video sono, scusate, metto una luce perché sembra la casa di un vampiro. I miei video, anche se a me piace molto editare i video, li editavo tantissimo, li modificavo tantissimo, ma ho perso molta vista modificando i video. Ecco, adesso, tipo adesso mi vedo, se sto, se sto così mi vedo, se sto così vedo una cosa bianca con gli occhi, non lo so, so che sono io, ma non vedo i dettagli. Quindi è difficile spiegare come vedo, però finché riesco e finché trovo i modi, le modalità per usare, visto che questa è l'unica cosa che riesco a fare, voi immaginate me se devo essere una segretaria e restare tutto il giorno a fare calcoli, io mando in fallimento un'azienda. Quindi ho parlato già in un altro video quanto è difficile per le persone invalide trovare un lavoro, anche per questi motivi difficili da spiegare. Se avete altre domande, ditemele nei commenti. Ecco, dov'è il bottone per spegnere? Qua penso.